Buongiorno a tutti amici, voglio oggi fare delle partite, voglio giocare delle partite, cerchiamo degli avversari, proviamo a cercare un avversario a 10 minuti, ecco è iniziata la sfida contro uno statunitense, ecco voglio approfittare, mi ha giocato la Caro Khan, voglio approfittare per ricordare che in questi giorni su Matto Scacco c'è il Black Friday. Tutti i corsi sono scontati al 30%. Ecco, mi stanno giocando la Caro Khan, la variante Tartacover, catturo in F6. Catturiamo in F6, qua ci sono tante varianti. Giochiamo qua alfiere C4, ce ne sono anche altre, ma facciamo alfiere C4 per vedere cosa fa il nostro amico. Durante il Black Friday, dicevo su Matto Scacco, tutti i corsi sono scontati al 30%. I miei corsi, quelli di altri autori, tra i miei corsi, che è quello sulla francese, lo consiglio tantissimo, la confutazione dei gambetti, un pedone, harakiri, attacco creativo. Ho appena anche aggiunto del materiale a un corso sull'est indiana che penso sia venuto molto bene. Ok, abbiamo fatto cavallo di 7, la mossa più normale secondo la teoria era alfiere di 6. Questa è la variante Tartacover, non so cosa vorrà fare, forse vorrà mettere il cavallo in B6, ok, io continuo a svilupparmi, non so cosa vuole. Se fa cavallo B6 andrò... Ok, qua mi ha dato scacco, a questo punto gioco donna E2, che era il mio piano, su donna E7 gioco il finale. Il finale obiettivamente non dà molto, ma il bianco sta meglio, sta leggermente meglio, perché? Perché il finale di pedoni sarebbe vinto per il bianco. Ok, a questo punto su torre E1 fa alfiere D6, metto l'alfiere in F4, poi voglio mettere la torre in E1, i pezzi secondo me abbastanza attivi, penso che qua il bianco sia preferibile. Torre 1, ok, qua ha giocato cavallo F8, vorrà mettere qualcosa in E6, va bene, cosa facciamo qua? Giochiamo C3, che può sempre essere utile. Potrei anche giocare alfiere D6, no? Per semplificare più pezzi. Potrebbe essere anche interessante. Alfiere D6, alfiere 6, alfiere per 7, ma giochiamo C3. Poteva giocare anche in altri modi, piani, poi magari... Ok, alfiere F5 mi ha giocato. Va bene. Ok, adesso ho messo alfiere in F5, questo cavallo lo vorrei attivare un po', mettiamolo in D2. Magari potrei... Ok, qua ho messo il cavallo, no? Qua è meglio non lasciare, no? In presa nessun pezzo, va bene. Mi piacciono sempre queste posizioni perché tutti i finali di pedoni sono vinti, perché i pedoni doppiati, la cosiddetta maggioranza improduttiva. Ok, ora creo un attacco a raggi X contro il mio cavallo, no? Quindi probabilmente è bene spostare, no? Il mio cavallo, metterlo tipo in B3. Secondo me sta sempre un po' meglio il bianco. Ok, ho messo qui la torre. Bene, cosa potrei fare ora? Ok, questo alfiere è ben piazzato qui. Potrei forse giocare anche H3, no? Per farmi un buco per il re. È sempre una mossa utile, penso. Facciamo H3 per fare un buco per il re. Insomma, in queste posizioni il bianco è sempre un gioco un po' migliore. Che alfiere di 6 vuole cambiare pezzi, ma se cambia pezzi sono felice e cambio. Se il cavallo è inchiodato, ne approfitto forse per attivarmi, potrei attivarmi un po', potrei giocare cavallo C5, faccio pressione sul cavallo, ma forse una mossa più intelligente. Forse posso giocare G4, attacco l'alfiere, dovrei andare in G6, poi cavallo C5, non sto minacciando, starei facendo pressione su E6, su B7, forse potrebbe significare qualcosina. Se no potrei giocare forse anche G4, fiere G6, F4, anche questa non sarebbe male come idea, perché il suo alfiere sarebbe un po' passivo, no? G4, fiere G6, F4 per provare a intrappolargli tutto. Su F5, cavallo C5, mi piacerebbe abbastanza la posizione. Facciamo G4, anche se è una mossa che indebolisce un pochino. Quindi ora facciamo F4, sfruttando l'inchiodatura. Se prende, perde la torre. Vorrei giocare F5, F5 avrei intrappolato l'alfiere anche. Va bene, adesso non ha minacce. Voglio giocare cavallo C5, c'è sempre inchiodato, minaccio cavallo per B6, non può prendere in F4.
Se prendi in G4, prenderò in G4, minaccerò la forchetta di intrappolargli l'alfiere. Penso di stare un po' meglio. Perché penso di stare un po' meglio? Perché in linea di massima posso anche prendere in E6, che era ciò che volevo fare. Prendo. E a questo punto ha questa debolezza, l'alfiere cattivo, no? A questo punto io pensavo di giocare torre E5. Posso giocare torre E5? Penso di sì, no? Gioco torre E5. E poi metterò la torre in E1. All'alfiere cattivo, la debolezza in E6, minaccio di prendere in F5 e di catturare l'alfiere per l'inchiodatura assoluta. Se gioca torre F8 perde 6, su F per G4 H per G4, no? E comunque mantengo il vantaggio e ripeto qua devo stare un pochino meglio. Un certo vantaggio, no? Qua mi ha giocato Re 8, ok, adesso inizio a fare pressione su E6, penso che dovrà prendere o giocare alfiere F7, ma entra, ok, qua ha preso, prendo. In questo finale penso che stia meglio il bianco, no? Perché ho una debolezza, mi avvicino. Diciamo che la posizione nera non è tra le più gradevoli, poi posso iniziare a prendere spazi, va bene, ora metto il re in G3, non so se ho caselle migliori, ma è che il tempo inizia anche a scarseggiare, no? Quindi a un certo punto uno deve anche muovere, va bene, A5, A3, non escludo giocare B4, no? Provare a prendere magari in un futuro il controllo della colonna A. Se fa B5 mette altri pedoni sul nero e sarei comunque contento. E vediamo cosa ci fa ora. Ho giocato, tocca a lui. Tocca una posizione tecnica difficile. Ok, qua fatto G6 sta mettendo altri pedoni sul bianco, il che potrebbe essere interessante. Va bene, adesso in un finale penso che starei bene. Sto pensando se giocare F5. Se gioco F5 però non mi convince. Mi sono uscite tutte queste notifiche che non posso accettare ora. Ok, prendiamoci del tempo. Vediamo cosa vuole fare lui. Ok, ha messo qua il re. Va bene. Ora ha vincolato tutto, no? La difesa di quel pedone lì. Potrei fare forse anche B4, ma non ho fretta. Allora potrei anche andare ad attaccare questo pedone. Potrei giocare B4, come dicevo anche, no? O centralizzare un pochino il mio re. Facciamo B4 per vedere cosa fa. Mi espando in quest'ala, perché non escludo poi di prendere questa colonna, perché se mi gioca torre a 8, prendo in E6 guadagno già un pedone, no? E sappiamo tutti, no? Che un pedone è un pedone. E dovrebbe essere favorevole a me. Ok, ho giocato H5, che in generale non è male, ma penso che qua mantengo una certa iniziativa, no? Ecco, e ora ho varie idee. Potrei giocare anche F5, potrei giocare Re H4, no? E provare ad entrare con i pezzi pesanti. In ogni caso non mi sembra facile la sua posizione. Vediamo un attimo. Se gioco F5 cosa fa? Re F6, potrei anche andare in F4. Quindi non mi sembra facile la sua posizione, come dicevo. Facciamo F5, qua è tutto inchiodato. Dovrà fare Re F6, io mi avvicino con Re F4. Secondo me la sua posizione sta già iniziando a scricchiolare, no? Re F4, come dicevo. Io potrei prendere in E6 e prendere in H5. Che è pieno di debolezze, se prendo in F5 prendo qui. Le sue torri non fanno nulla. La sua posizione è assai difficile. Abbiamo 4 minuti e 47. E penso che ci stiamo divertendo, no? Ok. No, penso che stiamo bene. Stai veramente tartacover. Non so se su Matto Scacco ci sono dei corsi su come giocare contro la Caro Khan. E se qualcuno vuole dei corsi in un futuro, può proporli magari nei commenti. Sto anche pensando a fare dei corsi per il nero, per esempio contro D4. Ok, qua mi ha giocato torre 7. Allora, un attimo. Se io potrei giocare prendere torre F5, forse potrei guadagnare un pedone, anche se forse non è chiaro. Potrei giocare torre H2 anche, torre H2 su per F5, torre per F5, re G7 guadagno un pedone, lasciamo torre H2, perché il cerchio si restringe, no?
Sopra F5, torre per F5, prendo tutto in F7, prendo in H5, era un pedone in più, no? È già qualcosina. Se no prendo in E6, prendo tutto e comunque guadagno un pedone. E sì, come diceva la posizione nera, scricchiola. E quando iniziano a cadere pedoni, inizia a essere il principio della fine, no? Un pedone in più di solito si vince. Abbiamo 4 minuti, quindi dovremmo avere tutto il tempo necessario per vincere la partita. E se prende lui in F5 prendiamo, re G7, prendo tutto, poi prendo in H5 con un pedone in più. Forse pareggia, no? Ma forse no. Ok, qua ha preso. Ok, quindi facciamo ciò che avevamo detto, no? Prendiamo in F5. Con scacco deve andare... Se fosse andato in G6 avrebbe perso il torre H2 su re G7, può rispondere a torre G2 con torre G6 rimanendo in vita, almeno per un po'. Quindi prendiamo in F7, torre per F7, posso prendere e fare torre per H5, però forse non voglio avvicinargli il re, forse è meglio giocargli torre per H5 subito, così il suo re rimane più tagliato fuori. Ora forse potrebbe provare B5, ma penso che ho grandi chance di vincere comunque anche su B5. Su B5 potrei pensare a torre H7, re per H7, torre per F7, gli cambio le torri a modo mio e il suo re è tagliato fuori, poi posso provare a entrare con il mio re. Sì, ci sono ottime chance di vincere perché di solito questi finali con un pedone in più sono patti, ma il suo re è tagliato fuori. Ok, qua ha mantenuto le torri, pensavo che le avrebbe cambiate, adesso diciamo così, gli taglio fuori il re sulla colonna H, ora il re è anche a rischio di matto, e a questo punto tutti i finali di pedoni sarebbero vinti per me, quindi gioco torre E5, se prende posso prendere, ok qua gioco torre E, questa torre in F5, sono disposto a cambiare le torri, vediamo ora cosa fa il nostro amico. Ok, mantiene le torri, però non so se gli conviene. Va bene, a questo punto potrei scendere e iniziare a minacciare, no, temi, no? Contro il suo re, scacco, scacco, no? Il suo re potrebbe essere nei guai. Posso andare anche in E3. Me ne scendo. Forse anche B5 era possibile, ma con una certa iniziativa voglio approfittare del momento. Scacco, scacco, va bene. Che ora diamo scacco. Va bene. Se va in H7 è quasi finita, ora potrei andare qui forse, no? Se vengo qui, in F8, penso che avrei certe minacce, no? Potrei andare anche in E4 con il re. Potrei andare anche in E4 con il re. Sì, perché se mi dà scacco copro. Il suo re è sempre tagliato fuori sulla H, lo tengo lì. Ok, torre E5, se prende in E5 posso anche prendere con il pedone, creare il pedone passato e dovrei vincere. Va bene. A questo punto potrei giocare B5 anche. Gioco su tutti e due i lati, no? Con B5. Torre per B5. O anche re di 3 potrei giocare. Re di 3 che avrebbe delle minacce. Giochiamo re di 3. Perché posso minacciare di venire da questa parte, no? E sarebbe quanto sgradevole per lui. Io non so come pensa di salvarsi. Torre F4. Va bene. Adesso posso andare di qua, no? O posso giocare B5. Però su B5 mi faccio C5. Quindi no. Magari posso giocare Re C4. Se gioco Re C4. Su C5 prendo. Su B5 entro. Magari giocherò Torre 8, no? Inizierò a dargli fastidio. Va bene. Ho giocato Torre qui. Bene, vediamo un po' cosa fare. Andiamo da questa parte. Facciamo matto. E Re H7. Bene, andiamo
Vediamo uno scacco di nuovo. Va bene. Possiamo attaccare anche il pedone. Attacchiamo questo pedone. Oppure do prima scacco. Vabbè, andiamo prima qua, poi gli attacco il pedone meglio. Ok, ora così. Che il suo è un po' più passivo. Voglio catturare questo pedone qui. Ora non è facile, no? Deve fare V5 e inizierà ad entrare. E qua penso che possa entrare, no? Che se mi dà scacco entro. Mi può fare C5. Non ho pensato a C5. Questa torre F5. Torre 6 C5. Se prende in B5 prende in D4. Magari si complicano un po' le cose. Vado in B3, non ho visto questo tema. Adesso magari la partita è più difficile, però ora forse minaccio D5 e vuoi prendere in B5, no? La sua posizione continua a essere assai difficile. Ne gioco D5, se prende prendo. E avrei il pedone B passato. Che torre per B5, se gioca D4 do scacco e cambierei una torre, poi vincere il finale. Che il suo re è tagliato fuori. Perché è quello che dicevo. Scacco, cambio la torre, prendo il re tagliato fuori, perde. B5. Qua non ha chance di salvarsi. Perché il suo re è troppo tagliato fuori. Va bene, a questo punto posso giocare anche torre C3. Che col re sulla colonna H non si salverà. Torre C4, ora il mio re entra. Ora qua vinciamo, no? Come viene spiegato anche nel libro sui finali di torri, no? Tutto ciò che devi sapere. Qua il re è tagliato fuori, quindi vinciamo. Avanzeremo, non ha speranze. Il re è tagliato fuori si vince perché in un certo punto useremo la tecnica del ponte. Ok, avanziamo. Torre 2. Abbiamo 35 secondi, ma è tempo più che sufficiente, no? Per vincere questo finale. E B7. Non minaccio ancora di promuovere per l'infilata. Vabbè, si è arreso prima. Abbandonato. Avrebbe comunque perso. Perché avrebbe perso? Avrebbe perso e si è fatto un'altra mossa, tipo F7. Avanzo, perché non posso ancora promuovere per l'infilata. Diciamo che mi dà scacco. Mi nascondo. Ecco, ora cosa posso minacciare, per esempio? E con re tagliato fuori così lontano è molto facile vincere. Minaccio torre A2, area 8. E se viene qui metto la torre in C2, poi faccio re C8, no? E quindi in realtà non devo nemmeno ricorrere al ponte, che è una tecnica che si usa quando il suo re è tagliato fuori, ma su meno colonne. No, penso la partita, ok, mi ha giocato la Caro-Kann, la variante Tartakover, poi ci sono altre varianti, la variante Karpov, la variante classica. Normalmente gioca alfiere di 6 qua, in questa posizione magari avrei dato scacco, no? Una variante un po' classica e forse poteva cercare qua questo finale. Per se torna indietro penso che il bianco un po' di pressione, anche se è pari. Stone 2 ha rigiocato questo finale, perché? Perché se entriamo in un finale di pedoni lui ha la cosiddetta maggioranza improduttiva, il finale è perso per lui. Mi sono attivato, non so come sia, penso che sarà circa pari sempre, ma cioè un po' meglio per me, no? Perché soffre, perché ho sempre una maggioranza, un 4 contro 3. E qua, sì, qua ha giocato quest'idea, no? Perché intrappolargli, è inchiodato, se anche tipo riesce a salvare la torre così l'alfiere è intrappolato e perde. Poi F5 ha questa debolezza e qua è difficile che uno vuole sempre fare qualcosa, ma che ora questo pedone è debole. Se sostiene questo pedone perde E6, cioè se gioca torre G8 per cercare controgioco prendo cioè anche se da uno scacco non si capisce bene, no, cosa ho ottenuto, poi probabilmente la posizione risultante è persa per lui. E sì, tutto questo finale non so se fosse patto vinto, non so se potevo giocare meglio, ma probabilmente sì, ma penso sia sempre stato vinto. Forse avrei potuto giocare anche così e cambiare le torri, se questa era la cosa più facile per vincere, se avrei potuto giocare così, però vabbè, che così è andata bene, perché D5 forte, se avesse difeso il pedone penso che sarebbe stato difficile comunque. Avrei potuto iniziare ad attaccare o iniziare a spostare e spingere in B5, no?
o giocare anche se in altri modi. La posizione sarebbe stata sempre difficile per lui, penso. E va bene, qua ha giocato di 4, no? E dopo questa semplificazione con re tagliato così fuori, penso che si vince facile. Vabbè, ho provato a vedere se non vedevo la torre in presa, ma vabbè, è tutto finito. Va bene, spero questa partita vi piace e vi sia piaciuta e vi auguro un buon Black Friday. Guardate pure se c'è qualche corso che vi interessa per migliorare, insomma, qualche apertura o così. E, ok, se no ci vediamo in qualche altro video. A presto, alla prossima amici.